Senatore Vallardi, ma che aria sta tirando a Roma adesso? Beh, aria difficile, aria di resa dei conti, ma quando si va al voto è sempre una bella cosa, si lasciano esprimere i cittadini. Il clima era insopportabile dopo 4 anni e mezzo di guerra, soprattutto con il Movimento 5 Stelle, sul quale non si riusciva a far quadrare assolutamente nulla. Questa è diciamo l'aria che tira a Roma in Parlamento e invece in partito? Ma nel partito farà le sue considerazioni, verificherà, perché poi alla fine c'è una riduzione del 30% dei parlamentari, ognuno valuterà quello che hanno fatto anche i parlamentari sul territorio. Lei si rimette comunque a disposizione? Beh, siamo nati a disposizione della gente, del territorio e inevitabilmente anche del partito. Riflessioni di chi vive da vicino le scelte della Lega per le prossime politiche di settembre. Carroccio come Forza Italia, Fratelli d'Italia a destra o come Partito Democratico, Azione, Coraggio Italia, Italia Viva, solo per citarne alcuni dei movimenti a sinistra, in una corsa alla formazione delle liste nella consapevolezza che nulla sarà come prima. Così se in casa Lega, oltre a Vallardi, si fanno i nomi della Colmellere e di Coin per le riconferme, ci sarebbero anche i nomi di Bitonci e Riccardo Barbisan, ma soprattutto Federico Caner per le nuove entrate. Queste cose vengono decise dalle segreterie, dalla segreteria nazionale, segreteria regionale e penso che in questo momento nessuno sappia com'è la situazione, quindi lasciamo a chi di dovere fare il proprio lavoro. Escluso al momento che il presidente del Veneto Luca Zaia scenda a Roma, anche se i ben informati non escludono invece che possa prendere un treno più tardi, magari per il Ministero alle autonomie locali. Nomi ancora tutti da vedere per Fratelli d'Italia come per Forza Italia, con tutta una serie di incontri tra segreterie previste già nella prossima settimana. Poi c'è il Movimento 5 Stelle con Federico D'Inca non ricandidabile per il blocco sul secondo mandato, così come Riccardo Fraccarro. Partito Democratico di Treviso punterebbe a giovani nomi nuovi, anche se potrebbe esserci il ritorno di Laura Puppato per Palazzo Madama. Infine ci sono i partiti minori al centro, come Coraggio Italia del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che apre le porte ai transfughi di Forza Italia, ministro veneziano Renato Brunetta per primo. Renato Brunetta è una grande risorsa per questo paese.